Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Catania, ancora colpi di arma da fuoco contro le attività commerciali e la quarta sparatoria notturna consecutiva che si registra in città. Questa volta è stata presa di mira una panineria al villaggio Sant'Agata. In carcere i cellulari arrivano dal cielo. A Catania denunciati 3 giovani in possesso di un drone pronto a ricapitare i telefoni ai detenuti. A Palermo, dopo la violenta rissa tra una decina di nordafricani a colpi di coltelli e bottiglie di vetro nella centralissima via Macheda, i residenti manifestano per chiedere più sicurezza. Etna, sale l'allerta per imminenti nuove fontane di lava sul vulcano. Si mobilita la protezione civile. A Trapani, sit-in per chiedere la liberazione della nave mediterranea. Il mezzo dell'ONG che aveva salvato 10 migranti in mare è stato sequestrato dopo aver disatteso le indicazioni di sbarco del Viminale. La strada degli scrittori trasformata in discarica a cielo aperto. Il sindaco di Racalmuto, nell'Agrigentino, e l'amministrazione comunale si organizzano con sacchi, palette e ramazze per ripulire la zona. Calcio, pochi dubbi di formazione per Inzaghi. Sabato il suo Palermo affronterà il Frosinone al Barbera. Slitta l'arrivo di Caturano a Catania. Ancora buongiorno. Quarta sparatoria. La terza notte consecutiva a Catania si spara. Presa di mira questa volta una panineria al villaggio Sant'Agata. Ci si racconta tutto Lorena Dolci. Una raffica di colpi, almeno 16 esplosi contro questa panineria di via Giovanni da Verrazzano al villaggio Sant'Agata. Alcuni proiettili hanno lasciato il segno sulle porte. Il raid è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2:50, quando il locale, l'hamburgeria Russo, era già chiuso. Clima teso stamattina alla riapertura, il merito della titolare sarebbe un pregiudicato. Il gesto appare come un chiaro segnale intimidatorio, in linea con una serie di episodi analoghi che si stanno susseguendo a Catania. La prima sparatoria il 26 agosto in via Garibaldi, preso di mira un centro estetico di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che un anno fa era stato vittima di un rapimento lampo da parte di finti agenti di polizia. Poche ore dopo altri 5 colpi scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo. Il giorno dopo è toccata ad un autonoleggio in via Plebiscito. In tutti i casi, come per l'attacco della notte scorsa, non si sono registrati feriti, ma cresce l'allarme sicurezza per la frequenza dei raid che potrebbero essere la spia di una faida tra gruppi criminali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Fontana Rossa, mentre sugli altri episodi indaga la squadra mobile. In tanti si chiedono adesso cosa succederà nelle prossime ore. E sempre a Catania tentano di introdurre i telefonini e gli smartphone in carcere attraverso un drone. Sono stati scoperti e denunciati 3 giovani. Il servizio di Orazio Longo. In carcere i telefoni cellulari arrivavano dal cielo coi droni. O almeno così avrebbero voluto fare 3 giovani di 21, 18 e 17 anni, i primi 2 di Paternò, il minorenne di Catania, individuati e denunciati dalla polizia di Catania. Gli agenti, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, notavano i 3 ragazzi a bordo di un'auto nelle vie del centro. Insospettiti, i poliziotti, per l'atteggiamento tenuto dai 3 alla vista della pattuglia, hanno proceduto all'identificazione e a un accurato controllo. Uno dei giovani ha raccontato che erano fermi lì per fumare una sigaretta, ma la giustificazione non ha convinto gli agenti, che a quel punto hanno proceduto alla perquisizione dell'automobile. Il controllo ha consentito di individuare la presenza di un drone posizionato sul sedile posteriore e collegato con una lenza da pesca a un involucro di cellophane con uno smartphone e 2 mini cellulari. Dentro una scarpa, un altro involucro conteneva ulteriori 2 smartphone e una borsa a tracolla con gli accessori necessari per il collegamento. Secondo gli inquirenti, i cellulari erano destinati a essere introdotti all'interno del carcere tramite l'utilizzo del drone. Il materiale ritrovato è stato sequestrato. I giovani sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. A Ragusa un pregiudicato romeno è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna dopo la denuncia per maltrattamenti. A dare l'allarme è stata un'amica che ha prima filmato l'uomo e poi ha chiamato il 112.
Adesso a Palermo ancora una volta i residenti e le associazioni chiedono a gran voce maggiore sicurezza per il centro storico. L'ultima rissa tra nordafricani a colpi di bottiglie rotte e coltelli in via Macheda ha riacceso la spia dell'emergenza. Marco Gullà. Sta ormai diventando un percorso di violenze e aggressioni il centro storico di Palermo, precisamente via Macheda, crocevia di pericolo. L'ultimo episodio in questo fazzoletto di città proprio 2 giorni fa, con una rissa scoppiata in pieno giorno. Protagonisti della violenza una decina di giovani nordafricani che si sono affrontati con coltelli e bottiglie di vetro. Fuggi generale di residenti e turisti e ancora una volta via Macheda teatro di violenza. Ecco allora che per l'ennesima volta associazioni e residenti chiedono sicurezza e maggiori controlli. Noi lottiamo per avere la riqualificazione di questo tratto di via Macheda, ormai ghetto Macheda. Siamo stati dal prefetto, dal questore, dal cardinale, dal comandante dei vigili urbani, chi mi manca, un altro, dal signor sindaco, e siamo in queste condizioni. Ieri accoltellamento alle ore 13 in piena via Macheda con i turisti che scappavano, persone spaventate e un Far West. E poi spaccio di droga H24 anche alla luce del giorno. Fino a quando chi è chiamato a dare delle risposte in questo territorio è convinto che la questione della sicurezza in città sia soltanto una percezione, non si prenderanno i provvedimenti necessari. Noi chiediamo che venga fatto davvero un intervento intensivo su questa zona, perché è davvero diventato complicato. Alla stazione centrale viviamo una situazione di degrado e di insicurezza crescente, non c'è nulla che le forze dell'ordine non sappiano già e neppure la RAP evidentemente rispetto alla situazione di sporcizia. I turisti cominciano a lasciare delle recensioni super negative, non per gli stabili ma chiaramente per la situazione di insicurezza. Presidi fissi, forze dell'ordine presenti e controlli quotidiani, le richieste dei residenti per dare un volto nuovo a questo tratto di città. Non solo centro storico, si torna a sparare anche allo Zen con un ragazzo di 25 anni ferito ad una gamba, sembra per un regolamento di conti su affari di droga. Ancora sangue sulle strade siciliane, un incidente mortale è avvenuto a Trapani intorno alle 2 di notte in uno scontro tra uno scooter e un autobus di linea nei pressi di Piazza Stazione. La vittima è Antonino Lombardo, di 47 anni, di Trapani, che in sella al scooter sarebbe finito sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l'ambulanza del 118. Per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente mortale è avvenuto nel Ragusano, la vittima è Roberta Occhipinti, una soccorritrice del 118, morta in uno scontro tra la sua auto e un'altra vettura sulla statale tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina. Adesso parliamo dell'Etna, sorvegliato speciale. Il vulcano potrebbe esprimersi nelle prossime ore con nuove fontane di lava, almeno è quanto dice la Protezione Civile regionale, che dirama un alert che ha attivato il livello F1 del sistema Etnas, finalizzato proprio a riconoscere in anticipo gli eventi. Orazio Longo. I forti boati che si sentono da lontano e il fumo che sale. Sull'Etna c'è un'alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava, scrive la Protezione Civile regionale, che ha anche attivato il livello F1 dell'allerta di Etnas, il sistema sviluppato dall'INGV che utilizza dati in tempo reale storici per elaborare previsioni relative a eventi parossistici del vulcano. È finalizzato a riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di aperture di fratture eruttive laterali. Il meccanismo scatta dopo che un software che calcola alcuni parametri segnala il superamento delle soglie di sicurezza. In automatico viene inviato un messaggio alla Protezione Civile regionale che avvisa le autorità locali in modo da chiudere gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2500 metri di quota. Eccole intanto nelle immagini le vie della lava che scorre a pochi metri dalle telecamere sotto gli sguardi del corpo forestale, dalle fratture ad alta quota e con un'attività esplosiva a intensità variabile dal cratere di sud-est e deboli emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale mentre continuano ad essere alimentati i flussi lavici che emergono da 3 fratture aperte ad alta quota. Arancione rimane l'avviso per l'aviazione Vona, con la cenere confinata sulle zone sommitali ma senza la formazione di nubi nere. Regolarmente operativo attualmente l'aeroporto di Catania.
E ovviamente l'INGV dal punto di vista scientifico e la protezione civile dal punto di vista del rischio monitorano l'Etna, che però resta un forte attrattore turistico insieme alle bellezze naturali della Sicilia. Ne è convinta il ministro per il turismo Daniela Santanchè, ieri ospite a Raganna. Il servizio. Ogni evento, ogni manifestazione, ogni occasione che si crea è importante per far arrivare i turisti, per destagionalizzare. Destagionalizzazione, questa deve essere per la Sicilia la grande sfida per la ministra Daniela Santanchè, intervenuta ad Etna Forum di Ragalna, la rassegna dedicata a cultura, politica, università e imprenditoria. La Sicilia deve avere il turismo tutto l'anno, non soltanto nei mesi estivi, perché avete il clima meraviglioso, il mare, la storia, l'enogastronomia, i paesaggi, il vulcano. Quindi voi vi dimenticate che avete il vulcano. Ma come fare ad attrarre turisti? Promuovere, come sta facendo la regione siciliana nel mondo, la Sicilia con tutte le specificità delle sue bellezze, tra le quali anche l'Etna. Adesso la politica, non ci sarà la giornata di confronto interna a Forza Italia prevista per il 9 settembre. La fuga di notizie ha convinto ad annullare l'incontro, ma il presidente della regione Renato Schifani ha annunciato che parlerà con tutti i 13 di Sala d'Ercole, del suo partito ovviamente, in maniera singola. Il servizio di Manlio Viola. Non si farà più il ritiro di Forza Italia previsto per il 9 settembre. Lo avrebbe deciso il presidente della regione Renato Schifani dopo la fuga di notizie su un incontro che doveva restare riservato. E adesso parte anche la caccia alla talpa che ha fatto trapelare luogo e data. Ma Schifani non rinuncia a un confronto con i suoi deputati, lo farà singolarmente. Saranno confronti ad personam con ognuno dei 13 deputati azzurri di Sala d'Ercole, così come un confronto ci sarà anche in giunta e anche lì non in sede di riunione formale dell'esecutivo. Ci sono tecnici d'area che vanno ascoltati, come Daniela Faraoni, l'assessore alla salute, che in questi giorni è in piena polemica con un deputato nazionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, presidente della bicamerale per l'insularità. La polemica fra i due riguarda gli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e il 118. C'è poi la vicenda del film su Biagio Conte che rischia di naufragare, lo ha denunciato la produzione, esclusa dai contributi per ben 2 volte, e Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera, in polemica col governatore siciliano, ha colto la palla al balzo attaccando sulla reale volontà regionale di elargire quel contributo. A lui ha risposto l'alto tecnico d'area, l'assessore Alessandro Dagnino, da un punto di vista proprio tecnico, mentre Schifani ha chiamato la produzione e annunciato che il provvedimento sarà di nuovo in giunta la prossima settimana. Il clima, insomma, non è proprio buono e il chiarimento di cui Schifani si era fatto promotore era decisamente opportuno, ma forse spegnere le polemiche potrà essere difficile fino a quando non si eleggerà il prossimo anno il segretario regionale del partito. Presidio cittadino ieri nel porto di Trapani da parte di movimenti, sindacati e anche partiti per chiedere la liberazione della nave della ONG Mediterranea fermata per aver disobbedito a una delle disposizioni del Viminale sull'attracco al porto sicuro. E intanto però si scopre che all'appello mancherebbero altri 4 migranti che si erano buttati in mare con i compagni ma poi spariti tra le onde. Il servizio di Laura Spanò. Al porto di Trapani ieri sera si sono ritrovati per un sit-in pacifico movimenti, associazioni, sindacati e partiti per chiedere la liberazione della nave Mediterranea fermata dal decreto Piantedosi. Quella stessa nave che nella notte tra mercoledì e giovedì 21 agosto aveva salvato 10 migranti da morte sicura. All'appello però ne mancherebbero 4. Noi abbiamo tirato su dall'acqua 10 ragazzi, 4 di loro sono stati gettati in mare e non sappiamo la sorte di questi ragazzi. Sicuramente è una grande responsabilità disobbedire alla volontà di un governo, ma Mediterranea lo ha fatto. Forse ci vuole coraggio, ma lo facciamo forse anche in un modo un po' impetuoso e naturale. Presente al sit-in anche l'eurodeputato Leoluca Orlando. Il comandante dei Mediterranei ha soltanto rispettato le norme che invece vengono contrastate da un ordine illegittimo e disumano del Ministero dell'Interno. Di più, io credo che sia necessario che intervengano le autorità giudiziarie internazionali e nazionali, perché siamo in presenza di una chiara violazione della normativa vigente. Anche i sindacalisti della CGIL si sono ritrovati accanto ai volontari della ONG.
Noi siamo qua stasera proprio per condannare una legge che non tiene conto delle persone, delle vite umane, ma che invece si attesta soltanto su posizioni politiche. E ieri sera, a sorpresa, al porto è arrivato anche l'arcivescovo di Agrigento, Sua Eccellenza Alessandro Damiano. Pensiamo a questo molo Favarolo che tutti conoscono, magari lo immaginano un molo grande, almeno quanto questo su cui ci troviamo, poi sappiamo una striscia di cemento precaria quasi, no? Però porto di salvezza. E non si fermano gli sbarchi, e in arrivo dal canale Sicilia a Lampedusa questa mattina un barcone di migranti si è incagliato sulla spiaggia di Calacroce, l'imbarcazione è rimasta bloccata proprio a riva sotto gli occhi increduli di turisti e bagnanti che hanno filmato, appunto state vedendo queste immagini, l'evento. Proprio in quelle ore la spiaggia era affollata. Sul posto è intervenuta immediatamente la Guardia Costiera che ha avviato le operazioni per la rimozione del peschereccio, alla fine di garantire la sicurezza della zona e ripristinare la balneabilità. Andiamo ad Agrigento, anzi per la precisione a Racalmuto, perché la strada degli scrittori che collega Porto Empedocle a Caltanissetta è stata trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. Proprio a Racalmuto il sindaco e la sua giunta sono scesi in strada per ripulire questo gesto di inciviltà. Il servizio di Davide Sarva. La strada degli scrittori, itinerario che unisce cultura, memoria e paesaggi unici, ancora una volta ferita dall'inciviltà. Cumuli di rifiuti abbandonati hanno trasformato in discarica un tratto che dovrebbe raccontare bellezza ed identità. A Racalmuto l'amministrazione comunale ha scelto di reagire con un gesto concreto. Il sindaco Logero Bongiorno, insieme ad assessori e funzionari, è sceso in strada raccogliendo personalmente la spazzatura abbandonata dagli incivili. Ma diciamo che senza alcuna supponenza vogliamo soltanto dare un piccolo segnale per dire anche la giunta, anche gli assessori, i vigili urbani, stiamo dando un piccolo segnale per dare un contributo a tenere pulita la nostra città. Un'azione simbolica, ma anche un esempio di impegno civile che invita i cittadini a cambiare mentalità, perché la lotta all'abbandono dei rifiuti non può essere demandata solo alle istituzioni. Serve responsabilità collettiva, senso civico, rispetto. La strada degli scrittori merita di essere percorsa tra decoro e orgoglio, non tra degrado e abbandono. Chissà cosa avrebbero scritto Sciascia, Pirandello, Rosso di San Secondo, questa situazione incresciosa. Allora, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Oltre 200 volontari di protezione civile provenienti da diversi paesi del mondo sono a Siracusa per esercitarsi sul soccorso legato al rischio idrogeologico. Il servizio di Francesco Aloi. Alluvioni, strade che in pochi minuti diventano fiumi. Queste immagini dicono più di ogni altra parola. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti, perciò bisogna tenersi pronti. Dall'altra parte c'è un uomo da salvare, dovete caricarlo nell'imbarcazione e portarlo qui. Qui siamo a Siracusa, alla Fonteciane. Oltre 200 volontari in 3 giorni si stanno esercitando in soccorsi legati al rischio idrogeologico. Arrivano da oltre 20 paesi nel mondo. Con l'obiettivo di prepararsi ad essere utili a se stessi, ma ovviamente anche agli altri, in una delle situazioni emergenziali più difficili e più comuni a cui ultimamente assistiamo, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ci si divide in chi deve essere salvato e in chi va in soccorso. Ci si diverte, ma soprattutto ci si esercita. Quindi è importante prendere coscienza di quelle che sono le piccole manovre di autosoccorso che ci permettono di essere utili. Poter dedicare il proprio tempo a qualcosa che è utile agli altri permette anche di crescere e di poter dare un proprio aiuto. Qui si comunica in diverse lingue, ma con lo stesso obiettivo: farsi trovare sempre pronti. Always in a straight line. Lei è Irene, arriva da Cipro. La protezione civile italiana la vede come un modello. Il modello è molto buono. Adesso la cultura dal mito alla scena, al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Applausi per Amore e Psiche, lo spettacolo diretto da Ilenia Costanza, un intreccio di recitazione, musica e danza che ha trasformato la leggenda di Apuleio in un'emozione senza tempo. Il servizio.
Quale mistero ci induce ad amare qualcuno senza considerarne il corpo? Un viaggio nel mito che diventa spettacolo. Il Teatro dell'Efebo di Agrigento ha fatto registrare un grande successo con Amore e Psiche, la nuova produzione firmata da Ilenia Costanza. Sul palco, teatro, musica dal vivo e danza si sono fusi in un intreccio capace di emozionare e incantare. Quanto costa l'amore oggi? Quanto costa la bellezza? Soprattutto cos'è la bellezza? Questa dea bellezza che oggi è più dea che mai e che tutti inseguono, diventano finti uomini e donne nell'inseguimento di una bellezza fino a perdere la purezza dell'amore, della passione e soprattutto dell'anima psiche. Questo è lo spettacolo. L'idea è di Claudia Rizzo, anche protagonista e autrice delle canzoni eseguite dal vivo, insieme a un cast di attori e ballerini che ha dato intensità e freschezza alla narrazione. Un evento che ha trasformato la leggenda di Apuleio in pura magia scenica, capace di far vibrare il cuore del pubblico. Hai mio figlio dentro di te. È mio figlio! Adesso ci fermiamo, una piccola pausa al rientro, lo sport, il calcio con le ultime notizie di tutte le squadre siciliane impegnate in Serie B e in Serie C. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, prima la pagina dello sport, cominciamo dalla Serie B con il Palermo, al lavoro per la gara di sabato prossimo al Barbera contro il Frosinone, lo stadio ancora una volta va verso il pienone, Inzaghi non dovrebbe cambiare molto dalla formazione titolare dell'ultima partita. Marco Gullà. Febbre da sabato sera, il Palermo chiama, i tifosi rispondono. Anche in occasione della sfida contro il Frosinone, valevole per la seconda giornata di campionato, il Barbera farà il pieno, almeno 30.000 le presenze, la prevendita va a gonfie vele. Una partita che può dare ulteriori feedback sulle potenzialità del Palermo. Inzaghi sembra orientato sulla strada della continuità. Contro i Ciociari, infatti, l'allenatore rosanero dovrebbe confermare in blocco la formazione che sabato scorso ha vinto e convinto contro la Reggiana. Pochi i dubbi di formazione nonostante il recupero di Gomez e l'inserimento dei nuovi innesti Joronen e Veroli. Io ho diventato adesso abbastanza esperto nel Serie B e cerco di vivere in presente. Allora voglio dire lavorare ogni giorno e poi essere pronto per prossima gara. La filosofia è chiara, squadra che vince non si cambia. Le novità, semmai, troveranno spazio dopo la sosta. In attacco quindi Brunori e Gyasi alle spalle di Poyampalo, mentre in porta sarà confermato Bardi. Mercato a breve, ufficialità delle cessioni di Francesco al Catanzaro e Magnani in prestito alla Reggiana. Apparentemente il mercato in entrata del Palermo dovrebbe essere chiuso, ma non si escludono colpi last minute, soprattutto per il centrocampo. Adesso in Serie C, slitta di qualche ora all'arrivo dell'attaccante Caturano, nel frattempo però il Catania prepara la trasferta di sabato prossimo a Cava dei Tirreni. 3 acquisti invece per il Trapani, l'attaccante Molina arriverà invece a Siracusa. Sergio Colosi. Slittata di 24 ore, si attende l'ufficialità di Salvatore Caturano al Catania. Accordo su tutto con il Potenza e con il calciatore per un contratto triennale. La punta che il rossoblù ha segnato 49 gol, firmando anche 11 assist in 112 gare, come annunciato da Pastore, sta risolvendo questioni economiche con il club lucano. A Caturano si aggiungerà Leonardi da trasferire in prestito alla Ternana, operazione che potrebbe sbloccare l'arrivo di Vallocchia, anche se più probabile uno scambio con la Juve Stabia tra Davide Buglio e Alessandro Guaini. La presenza di D'Ausilio dall'inizio potrebbe essere l'unica novità dell'11 di Cava dei Tirreni, dove il Catania cerca conferme. Io guardo quello che succede in campo ogni giorno, non sento rumors, non leggo giornali, non leggo niente. Devi essere concentrato sul campo, i miglioramenti, la sensazione che hai è ogni giorno. Non il 6-0 o la sconfitta di Crotone, no, ogni giorno devi vedere il miglioramento. I rumors ci devono interessare, noi qua dentro dobbiamo chiuderci, dobbiamo sentire quello che succede fuori, dobbiamo far parlare gli altri, dobbiamo stare zitti noi e lavorare.
Mercato protagonista anche in casa Trapani. Dopo l'annuncio del presidente Antonini si attende soltanto l'ufficialità per Motoc e Palmieri. In uscita Segberg e Verna, quest'ultimo con destinazione Cittadella. Colpo finale per l'attacco. Il Siracusa ha depositato i contratti di Zanini, Capagni e Bonucci disponibili per domenica. Ufficiale Molina dalla Vispesaro, 6 gol la scorsa stagione per l'attaccante argentino. Prossimo obiettivo già a buon punto l'esperto centrocampista Federico Ricci. Non si esclude nel ruolo di DS un ritorno di fiamma per la Neri, visto nelle scorse ore in città, ma la società guarda anche oltre. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenne Sicilia però ritornerà stasera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.